Daniele Pavan, sindaco di Meolo, tra le varie misure che in questo periodo di lockdown è necessario attuare c'è quella della chiusura dei cimiteri, che forse è una anche delle più brutte, diciamo, per la cittadinanza. Voi questa mattina avete deciso, visto che le persone non possono venire ad accudire la tomba del proprio caro, di fare un intervento come giunta, ovvero lei, sindaco e gli assessori, state ripulendo il cimitero in qualche modo. Il perché di questa iniziativa? Sì, diciamo ci sono state diverse esternazioni richieste da parte della cittadinanza che chiedeva appunto la riapertura, quando sarà la riapertura del cimitero, per la chiusura dovuta alle ben note restrizioni di livello nazionale. Per questo motivo abbiamo deciso proprio di attuare questa iniziativa assieme al gruppo consiglieri di Progetto Comune che possa in qualche modo rendere un po' decorosa quest'area, dopo anche a seguito di tutti gli eventi meteorologici, soprattutto il vento forte che c'è stato nell'ultimo periodo, che ha un po' rovinato tutta l'area, rovesciando diversi vasi e comunque sparpagliando anche fiori e quant'altro. Quindi noi adesso ci stiamo adoperando per raccogliere tutto quello che c'è a terra, pulire dai fiori secchi, i fiori invece freschi, ancora buoni, anche quelli di plastica, sono stati messi assieme in una cassetta, quelli che sono caduti, in modo che possano poi, quando si spera presto ci sia la riapertura di questo cimitero, i vari cittadini possono andare a riporre nella tomba dei propri cari questi fiori per dare un decoro e un senso di importanza a quest'area, che per noi meolesi e per tutti i cittadini è veramente un'area molto importante. Ecco Sindaco, parliamo un po' della situazione sanitaria a Meolo. Avete avuto più o meno una dozzina di casi positivi, è stato chiuso anche per una sanificazione il comune, però nel complesso la situazione sembra abbastanza tranquilla, magari anche rispetto ad altre realtà. E direi sotto controllo. Siamo ora a 14 casi positivi nel territorio di residenti meolesi e la situazione, appunto dicevo, è sotto controllo, e soprattutto stiamo facendo un lavoro certosino con i nostri servizi sociali e con un grande supporto e aiuto da parte della Protezione Civile nel gestire queste persone che sono a casa in isolamento fiduciario forzato, necessario proprio per dare un sostegno continuo dai generi di prima necessità, farmaci, ma anche a volte un contatto telefonico da parte del sottoscritto piuttosto che dall'assessore Peruffo al sociale per un sostegno psicologico. Queste sono attualmente le situazioni che stiamo affrontando. Speriamo che un po' alla volta si negativizzino questi soggetti, che ricordo essere praticamente nella stragrande maggioranza casi asintomatici o con della febbre e della tosse semplicemente. C'è uno o due casi un po' più critici, ma speriamo insomma che si risolva presto. Ecco Sindaco, all'emergenza sanitaria si aggiunge anche l'emergenza economica. Quali iniziative state attuando per aiutare le famiglie meolesi che non hanno lavoro in questo momento? Sì, siamo in una situazione in cui ci sono due binari prevalenti. Uno è quello legato ai fondi che sono pervenuti a livello governativo, che hanno potuto far generare dei buoni alimentari che sono stati proprio stampati in questi giorni, e dalla prossima settimana verranno distribuiti a delle famiglie, dei nuclei familiari che sono in difficoltà. Difficoltà generata dall'emergenza Covid o comunque in situazioni critiche, in quanto magari sono impossibilitati ad avere degli introiti per veramente comprarsi da mangiare, e qui parliamo di parecchie famiglie che hanno questo tipo di problema. Dall'altro lato c'è tutto il mondo delle attività produttive colpite pesantemente e non va sottovalutato assolutamente. Parliamo quindi di parrucchieri, bar, attività che sono forzatamente hanno dovuto chiudere, e per cui su questo ci stiamo lavorando come giunta per trovare delle misure che possano, nel limite del bilancio del comune, facendo la nostra parte, dare un minimo di aiuto a queste figure. Poi c'è tutta l'altra parte del volontariato, delle offerte spontanee, che effettivamente sono veramente onorato di essere il primo cittadino di questo paese, perché abbiamo visto una solidarietà veramente per certi versi anche commovente. Abbiamo ricevuto diverse donazioni da associazioni. Ricordo l'associazione anziani, per esempio, la Proloco, l'associazione Ponte dei Carri,
anche la comunità dei bengalesi, quindi tutta una serie di realtà che non hanno esitato un attimo per darsi subito da fare e dare il loro contributo. Questi contributi confluiranno in un fondo specifico stanziato dal Comune, che poi verrà utilizzato proprio per dare aiuti sempre volti alle persone che sono state colpite da questa emergenza del coronavirus.